Un giovane immigrato con problemi psichici rischia di fare una strage prima di togliersi la vita e SEL va a rendergli omaggio. Siamo di fronte all'ennesima riprova dell'assoluto disinteresse della sinistra nei confronti dei nostri concittadini. Lo scrivono in una nota il deputato della Lega Nord Fedriga e il segretario provinciale Roberti, riferendosi all'iniziativa di Sinistra Ecologia e Libertà di portare fiori sul luogo dove Naseri Muhammad Gul si è sparato alla testa 3 giorni fa. Riteniamo che l'iniziativa di SEL sia profondamente offensiva. No, ma cosa vuol dire? Se SEL porta anche dei fiori ogni qualvolta un operaio cade e muore, travolto magari al porto di Trieste nel suo lavoro, va benissimo. Se SEL ogni qualvolta un poliziotto viene ucciso porta un fiore e magari crea un altarino dove è morto l'agente o il carabiniere o la guardia di finanza o il vigile urbano, va benissimo. Altrimenti è solo un'azione politica, è solo strumentalizzazione a cui nessuno ci crede. Mi chiedo se SEL avrebbe portato i fiori magari se il soggetto invece di colpire la chiesa avesse colpito in testa il poliziotto portandogli via la pistola o avesse colpito in testa magari un passante. A me piacerebbe sapere se avrebbero portato il loro bel mazzetto di fiori. Allora Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Polizia Friuli Venezia Giulia, mi pare comunque che voi già più di una volta avete puntato il dito accusatore nei confronti della questura di Trieste per mancanza di sicurezza. Vado a memoria. Sì, avevamo scritto neanche tanto tempo fa su questo fatto, perché diversamente dalla nostra, dico qua di Pordenone, ma di altre questure che hanno degli uffici a parte per la ricezione degli stranieri, e purtroppo lì nell'atrio della questura di Trieste c'è questo ricevimento anche dell'ufficio stranieri. Questa volta è andata veramente bene, direttore, perché magari qua le immagini delle telecamere, direttore, non sono arrivate, però le posso garantire che questo personaggio ha puntato l'arma verso il poliziotto. L'abbiamo visto dalle telecamere, il poliziotto che si mette le mani in faccia terrorizzato da questo episodio, il soggetto spara, però il poliziotto aveva l'arma insicura, come lei aveva detto l'altra sera, aveva l'arma insicura e l'arma chiaramente non ha sparato. Ha provato 2 volte, l'arma non ha sparato, è scappato fuori, ha rifatto il gesto, è stato inseguito da un poliziotto e da un poliziotto in pensione, tra l'altra cosa, che era lì, che si aggirava vicino alla questura, si è voltato, ha puntato l'arma nuovamente e l'arma non ha sparato perché era ancora. A lui ha provato a caricare, a scarrellare la pistola, come si dice in gergo, non è riuscito il primo tentativo. E nella seconda ipotesi invece fortunatamente ci è riuscito, non è morto sul colpo, mi dispiace, ve lo dico perché SEL, questa gente se la deve portare a casa. Io ho avuto già discussioni col SEL in altre reti televisive. Allora prendeteveli, portateveli a casa, questo dovete fare, o se no, come dice il direttore, andate a piangere anche sulle bare di chi si è suicidato. Oggi ne abbiamo avuto un altro imprenditore ad Aviano, un altro funerale, e ci sono i funerali dei poliziotti. Sempre fiori dove si è suicidato. No? Chiedo, non lo so. Intitolano le stanze. Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Polizia. Allora,